qui stasera è perché c'è qualcosa da raccontare su questo secolo e su questo strumento, la televisione. Tariamoci, sincronizziamoci, iniziamo a raccontare il secolo Novecento a partire per esempio da una foto, questa. Questa foto è una delle foto più celebri della storia dell'immagine. La televisione più grande del mondo, quella che parla a più persone in assoluto e nello stato più piccolo del mondo, che è il Vaticano. Fratelli e sorelle, buonasera. E Berlusconi usa tutto, persino gli occhiali dell'uveite ti danno un senso di dramma. E la sua capacità di usare la televisione è stata quella di ricorrere allo strumento cardine della comunicazione televisiva, il format. Ma come l'ha Nel pagato? caso in cui Come 5 dice anni di Mo- governo, 4 di questi traguardi non fossero raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente a non ripresentare la propria candidatura. Eccolo Eccola qua. qua. Gliel'ho scritto Allora, grande così lo che vede. bello, me lo regala? Io vengo là, io sono cresciuto dentro il cuore mistico della sinistra e mi sono chiesto, ma come cazzo hanno fatto questi a perdere le elezioni? E beh, guardate qua. La non vittoria di cercare consenso per mettersi al passo con il rischio di restare indietro. Proviamo a raccontare solo con un'immagine, con un servizio che ci ha messo i brividi, la guerra dei poveri che è esplosa nelle periferie di tutta Italia. Quindi sono venuti squadre specializzate a mettere il filo spinato. Ci hanno aiutato un po' a barricarci dentro. Muore Don Gallo, il prete rosso, scambiò la chiesa per una piazza. Nella modernità non puoi stare fermo sui piedi, devi capire, devi intercettare, devi dialogare e devi sporcarti le mani. Ma l'unico modo per uscire dal tempo della rabbia, della paura e della crisi non sono le ronde, ma ovviamente sono solo il coraggio, la passione e la cultura. Buonasera.